Come sei? Sono stato? Ciao a tutti e grazie appunto di essere qua. Vi dico subito il tema titolo che è Caos e con sottotitolo voluto fortemente da Federico. Grande la confusione sotto il cielo, la situazione quindi è eccellente. Qualcuno dice di Mao, qualcuno di Confucio. Quindi più o meno i dati sono questi. Vi ho già spiegato come funzionerà la giornata, la parte delle brioche l'abbiamo fatta. Quindi adesso potete progettare, lavorare, disegnare e poi a un certo punto prendete i materiali e costruite delle cose. Non è detto che le cose siano gigantesche, non è detto che le cose non possano essere microscopiche. Sta a voi. Sapete che gli oggetti più o meno sono questi, poi sono altre cose sparse, magari dopo vi facciamo vedere all'interno degli spazi e soprattutto il cortile dei Colonos, dove appunto quando verrà la giuria popolare per il salame, soppressa, è biologica, e potrà vederli agilmente. Ho preso un appunto dalla pagina del dizionario Treccani online a proposito della parola caos, perché se la riferiamo alla situazione internazionale la capiamo tutti in un certo senso, la interpretiamo tutti in un certo senso, però ovviamente il termine caos deriva dal greco antico, appunto, e significava essere aperto, spalancato. Indica in genere un'apertura, una lacuna nella continuità delle cose, da cui poi si è generato il cosmo, cioè l'ordine successivo che ha dato origine al mondo. Quindi nella mitologia umana, che sia greca o che sia ebraica, eccetera, eccetera, c'è questa idea di caos come lacuna ma anche come possibilità prima, perché da quella lacuna poi è nato, ripeto, il cosmos, cioè l'ordine. Quindi non è un indice o una parola che abbia un significato assolutamente negativo. Ha in se stessa questa parola un'idea di possibilità, appunto di apertura. E quindi potete voi interpretarla in un senso o nell'altro, nel senso contemporaneo di crisi negativa, oppure come lacuna originaria, come una possibilità, la prima originaria possibilità da cui può nascere qualcosa di nuovo, naturalmente, una specie di Big Bang che appunto ha dato origine appunto al cosmo. Quindi non vogliamo indirizzare in un senso o nell'altro, è una parola estremamente aperta e quindi vi dà tante possibilità di interpretazione. Perché abbiamo comunque dei legni di là, possiamo utilizzare dei rami come elementi d'appoggio e applicare questi come partizioni orizzontali e elementi di sostegno. Elementi di quelli che avevamo pensato come situazione di conflitto, di attenzione. Sì. Quindi magari possiamo sviluppare una forma che è in qualche modo pulita all'impatto visivo, che però ha un qualcosa, un movimento, un qualcosa che sta succedendo o un qualcosa che genera caos, e quindi la parola caos diventa appunto un movimento, una trasformazione di un qualcosa, di questi pezzi che dialogano. Sarebbe bello che entri la luce da lì. Però vabbè, quello è impossibile. Fico però. No, perché vi serve una luce che... Ma ci piaceva l'idea di usare la S di luz e poi lì sopra è l'unica fessura dove entra la luce. Ah, ok, quindi mettere un faretto da sopra in modo che faccia una proiezione, Sì. tra virgolette, giù. Ah, ok, E ok. puoi capire come muoverci sopra. Un faretto c'è? Volendo. Sì, dovrebbe essercene uno. Quindi legare luce e caos. E poi abbiamo visto che esattamente sopra la S c'è l'unica fissura Esattamente qui. del solaio. E quindi volevamo giocare con la luce che esce da lì e far uscire la parola
Caos. Perché corrisponde perfettamente casualmente alla S. Quindi abbiamo pensato che fosse un segno perfetto. Qua mettiamo un chiodo oppure se no usiamo quello lì. Lì c'è il. Sì, c'è anche il fil di ferro che esce. Oder auf der Schaukel, da auf diesem Schwind, also dann ist es wirklich hoch so. Ja. Und da ist das Ei in der Mitte und das müsste jetzt. Aber es erinnert mich, diese Quadratur-Projekt. Also es gab so eine Steinplatte mit 3 Steine und die 3 Steine so machen Equilibrium. Und die Steinplatte ist immer so in Equilibrium mit 3 Motoren, die 3 Steine bewegen. Ah, ja. Sono proprio vestiti, non sono stracci. Ma questi sono gli stracci che ho usato Pistoletto per la Venere, degli stracci quando ha fatto l'installazione qua. Quindi noi stiamo cercando di dare un ordine a quello che lui ha pensato come disordine. Creeremo quindi probabilmente un'opera tessile che però poi dopo verrà performata. E stiamo quindi ragionando anche sul gesto stereotipato femminile, e sull'andare contro lo stereotipo e vorremmo anche l'interazione del pubblico, quindi intanto ci siamo appropriate del materiale, vediamo cosa il materiale ci suggerisce. Il punto di partenza diciamo che è una cosa abbastanza modulare per adesso. Cercheremo in qualche modo di poi ottenere un effetto, chiamiamolo più ambientale, da cui poi andiamo a lavorare poi su una cosa centrale qui all'interno, quindi si spera che questo possa essere in qualche modo un ambiente dove le persone possono anche entrare all'interno. Vieni qua, com'è? No, tu sei il nemico. Sei il nemico! Sono in modalità Tekken. Cos'è questa sedia? Oh. Ecco che mi sta rubando le fascette qua. Allora, stiamo ragionando sulla parola caos, però preso in termini di movimento e quindi in termini di un qualcosa che si manifesta. C'è, ma si manifesta in un certo modo in un certo momento, quindi c'è un movimento che però produce un punto che può essere di rottura o di svolta, che però non deve essere visto in maniera negativa per forza, ma bensì che dà la possibilità ad altre cose che si susseguiranno di un suo movimento. Adesso stiamo ragionando su questo per il caos. Poi introdurremo la parola casualità, che è un elemento fedele al caos, e vediamo che cosa ci dà. Stavamo pensando all'aspetto del caos che è comunque legato a tanti punti di osservazione diversi, quindi sono prospettive diverse, e che c'è una questione di equilibrio. Il caos da certi punti di vista può essere anche uno molto disordinato che però ha il suo equilibrio mentale, e volevamo cercare questo equilibrio assieme, creare una specie di lavoro performativo in cui ci sono 4 persone che gestiscono un'azione tutti assieme. E niente, adesso c'è questa piattaforma che vorremmo, diciamo, svolazzante, da tenere in equilibrio con un oggetto tipo un uovo sopra, che è molto difficile perché anche lui l'uovo non è perfetto, però lavora tutto sulla perfezione, l'imperfezione, il cercare, e niente, adesso vediamo se riusciamo ad appenderla. Guarda, facciamo un piccolo scherzo. Mettiamo in ballo Dante, Schifosi, e usiamo la solita ultima frase, però la modifichiamo un po'. Piuttosto che vedere le stelle all'uscita, vedremo un masso di meteoriti, quindi attenzione quando si esce da un caos qualsiasi, e serve un sacco di consapevolezza comunque. E questo ce la giochiamo lì. Non so quanto sarà efficace, ma l'idea è questa.
quante ore di media usiamo per cercare di mettere ordine a una vita che è tutto un disordine. Cioè il gesto è questo bisogno di continuo di ordinare senza l'accettazione del caos. Un ordine continuo che va contro di noi poi. No, è veramente bello. E sopra riuscite a chiuderlo? Sì. Sì, l'abbiamo studiato anche questo, ma già da giorni. Sono 33, adesso ne mancano 100, quindi sarà la metà, quindi sarà 33 più 15 sui 45. Quel piedistallo è di quanto? 40, no, arriviamo a 105, quindi mancano 25 centimetri. Ecco, dunque io sono piovuto all'ultimo momento in questa realtà, in questa situazione che a dir subito mi è piaciuto tantissimo. Questa sorta di agglomerato di creatività e con una tematica estremamente interessante, questi gruppi di artisti che si incontrano, si scambiano idee, si scambiano lavori. Questa è stata una cosa abbastanza sorprendente e molto appagante dal punto di vista così dei contatti umani. Io non mi sono sentito di dover intervenire anche fuori luogo, non era previsto un mio piccolo intervento, però mi sono sentito il dovere verso me stesso di fare qualcosa e ho compiuto questa piccola opera. Ma è messa secondo un ordine simmetrico. In qualche modo sì, però la cosa che ci piaceva di più era comunque questa tendenza verso l'ordine che non potrà mai esistere in la verità, perché comunque va a darci questa tensione che tengono insieme i pezzi, le fascette, ma ha dei micro movimenti che comunque la rendono estremamente è comunque molto molto stabile, ma anche piuttosto instabile da un lato, perché ha sempre questi micro movimenti ed è interessante da questo punto di vista. Vai.
Allora siamo di fronte all'opera di Franco Zot e dei suoi compagni d'avventura. Adesso lui ci spiegherà e presenterà anche i suoi Sì, i miei compagni di avventura sono Enrico e Rebecca. Quindi ripartiamo dal caos. Caos siete voi, la situazione attuale è caos. Invito di nuovo a un'uscita, non a rivedere le stelle però, a schivare le meteore. E quindi in questo caso è molto semplice, un passaggio e per quanto possibile avere un minimo di consapevolezza di quanto e come stiamo vivendo. Ecco, è molto semplice la cosa. E anche l'oggetto che abbiamo fatto, perché si tratta di un oggetto in realtà, è tutto qua. Qualcuno se può entrare può farlo, a schivare la meteora. Passo a schivare le meteore. Franco, guarda, che sta facendo? Schivata. Io sono Salva. Dai, ce l'ho fatta. Semplicemente nasce tutto in maniera spontanea stamattina, abbiamo fatto una passeggiata per il cortile, per il retro e ci siamo trovati davanti all'opera che magari qualcuno di voi ha già visto della Novello con la scritta Lus, e quindi abbiamo semplicemente giocato con le due parole, quindi da una parte luce, dall'altra caos, vedendo tutta la questione come una luce che nasce dal caos e quindi abbiamo creato una specie di doppio cruciverba. Il tutto nasce da una specie di rivelazione dell'ultimo momento in cui sopra la lettera S, che è la lettera di congiunzione tra lus e caos, c'era l'unica fessura del solaio. Questo lavoro si chiama No Smile, No Smile 2, perché il primo è andato male. E niente, praticamente noi siamo concentrati pensando al caos inizialmente come raffigurazione, però ci sembrava troppo limitante e quindi abbiamo iniziato a stilare, io, Giulio, Dewi, l'altro Giulio, delle parole chiavi che ci rimandassero a questo caos, quindi come lo interpretavamo noi. È uscito fuori in comune che tutti quanti abbiamo citato la parola tempo e movimento, e quindi da questi elementi abbiamo iniziato il primo lavoro, che poi non c'è, che ha portato a questo, era basato sul cercare di costruire un movimento. Poi siamo arrivati a trattare del tempo in termini del fatto che, interpretando il caos come un qualcosa che non sappiamo quando è il momento che subentra, individualmente o comunque in una comunità o nel contesto generico, quindi è un qualcosa che ci sfugge dal nostro controllo. Pensando da questo punto abbiamo elaborato una struttura che è l'unico elemento che riprende dal primo lavoro, un appoggio che rimane precario perché c'è un bastoncino abbastanza sottile che a un certo punto si spezzerà. Non sappiamo quando, non sappiamo come, e questa cosa porterà l'elemento che all'inizio era in verticale a ritornare al suo posto d'origine, provocando un ulteriore urto perché ha appoggiato all'estremo un uovo. Quindi è un'opera che probabilmente si modificherà adesso, più tardi, mai, domani, chissà. E questo. Allora, diciamo che l'opera nasce in qualche modo naturalmente, abbiamo deciso tutto stamattina. Personalmente, dopo aver in qualche modo recepito le due versioni del tema del caos, ho visto queste sedie appoggiate lì per terra, che sono comunque queste sedie che servono per sedersi, per affrontare in qualche modo un tema visivo e uditivo dall'altra parte. Quello che mi è sembrato più logico era creare questa sorta di spazio in cui c'è una continuità, ma anche, appunto, come diceva Angelo, nella definizione di caos c'è un antro, c'è una fessura, c'è un'apertura verso qualcosa di inesplorato, chiamato ordine in qualche modo. Quindi ho cercato
insieme a Francesco e a Elisabetta, di dar modo, di dar voce a questa nozione qui. Semplicemente mi piaceva questa idea comunque di instabilità, comunque di ordine precario, di equilibrio precario, in cui ci sono tutti questi elementi che in qualche modo si spalleggiano di uno con l'altro, creando apparentemente una sorta di architettura coerente, in qualche modo ordinata, mentre invece assume dei lineamenti sempre precari, appunto, con questi micro spostamenti che rendono naturalmente stabile ma instabile allo stesso tempo. È un'opera che viene percepita naturalmente dall'esterno in quanto molto si difende in qualche modo, cerca, o perlomeno cerca di raggiungere l'esterno. A me poi ha un antro interno in cui ci si può sedere anche, quindi l'elemento modulo sedia è stato inserito anche all'interno, in cui le persone, gli spettatori possono in qualche modo capire anche questa architettura dal punto di vista interno. E ho notato adesso, assaggiando in qualche modo con qualche persona che è arrivata qui, ha un suo interno, in questo ventre in qualche modo ha una sorta di, chiamiamola, sacralità non voluta, non attinente a nessun genere di fede o religione, ma che in qualche modo mette in relazione le persone che si siedono all'interno, quindi dà modo di parlare di qualcosa che forse non si potrebbe parlare in altri punti. Ecco. Buonasera a tutte e tutti, grazie anche dell'invito Michele, Federico e Colonos, Giulia, Elena, Marta. Questa è la nostra opera. Adesso noi dobbiamo leggere perché è un'opera, diciamo che nella sua semplicità formale poi c'è un contenuto che è un po' complesso, quindi non ce l'abbiamo ancora forse dentro, abbiamo bisogno delle parole che abbiamo pensato. L'opera si chiama L'invenzione, scusate mia figlia, okay, è il caos. Si sta boicottando. È il caos, è il caos, si fa figli per questo, per mettersi in discussione. Allora, l'invenzione non è una creazione dal nulla, bensì dal caos. Questo è il titolo dell'opera, che è una citazione di Mary Shelley. Partendo dai vestiti usati da Michelangelo Pistoletto per la Venere degli Stracci, che è stata installata nel 2019 qui presso i Colonos, si è riflettuto sulla teoria del caos e su come questa preveda un passaggio da uno stato all'altro, quindi proponendo quindi un ciclo di ordine, disordine e ordine. E si è dato quindi pertanto misura e ordine a questo accumulo di vestiti che sono metafora del consumismo, e riprendendo dei gesti ripetitivi di cura stereotipati femminili, tra cui il riordinare, lo stirare e il piegare. Gli abiti quindi sono stati tagliati in 347 pezzi, che equivalgono ai giorni che di media una persona, tendenzialmente di genere femminile, passa nella vita a stirare, quindi a riordinare, secondo dati Istat che abbiamo analizzato. Quindi gli stracci riordinati su questo piedistallo arrivano all'altezza della Venere dell'opera originale di Pistoletto, quindi appunto 347 giorni di stirare, persi a riordinare, e 1,30 m di Venere, che è il simbolo dell'amore e della femminilità. Quindi riprendendo la teoria del caos, quindi arriviamo ad invitarvi a generare il caos nuovamente, quindi dal disordine di Pistoletto all'ordine nostro, al disordine grazie a voi, e vi chiediamo di prendere ciascuno un pezzo di stoffa da portare via, cercando di non far cadere ovviamente l'opera. Sì, ma è un pistoletto o un Iacolucci? È un Iacolucci, è un vostro e sarà anche vostro. È vostro, è un'opera d'arte partecipata, direi. Adesso Davide Bevilacqua ci spiega tutto per quanto riguarda la sua opera. Allora, sì, intanto non è la mia opera, ma è di Sebastian Six e Giacomo Piazzi, che è nascosto da qualche parte là dietro, che esatto. Stamattina quando siamo arrivati è stato esposto il tema, ci è piaciuto molto questa sovrapposizione tra il caos e il cosmo, questa generazione di nuova vita, e appunto
stavamo pensando a tutte le varie, diciamo, alle diverse prospettive che uno può vedere dentro al caos. Il caos è molto personale, il caos è difficile da capire, anche se la nostra tendenza è quella di voler sapere tutto di quello che abbiamo attorno. Abbiamo una mente purtroppo troppo scientifica ormai, vogliamo tutte le spiegazioni, e in un certo modo ci ha affascinato l'idea di magari di non essere in grado completamente di capire il significato di un sistema di segni che ci è posto di fronte. Quando abbiamo costruito questa installazione siamo andati pezzo per pezzo vedendo come reagivano le varie strutture. È importante che sia in movimento, perché lascia quest'idea cioè porta questa sensazione del potrebbe succedere qualcosa da un secondo all'altro, come nell'altra opera d'altronde. Purtroppo il nostro uovo è già caduto, uno dei 3, però sì, ci piaceva dare quest'idea di un sistema che sta in equilibrio precario, che sta per evolversi. Ha un po' l'estetica di un gioco, che però non sappiamo bene qual è, con delle sue regole, quindi magari l'invito è di guardarlo e cercare di approcciarsi senza troppo pensarci, ma più magari entrare nel gioco, che non sappiamo neanche noi in realtà qual è. E che dire, ci sono tanti modi di cucinare un uovo e anche di romperlo. Questa è la nostra proposta per la nostra omelette numero 43 ormai. Grazie. Ho sentito diverse testimonianze di persone che non avevano difficoltà a dover scegliere un'opera. Questo vuol dire che erano opere molto interessanti e notevoli, come credo tutti abbiano potuto constatare. Purtroppo sa che con un voto in più qualcuno vince. I votanti sono stati 60 e qualcosa, quindi un numero interessante. E vince l'opera. Un po' di suspense. Gaudium Magnum. Vince l'opera. Controscenata dal numero 4. In the mood version. Grande!